E pace fu in nome della macroregione del Nord, ex Padania. A Milano Roberto Maroni ha fatto da pacere tra i leghisti veneti Luca Zaia e Flavio Tosi. Niente congresso, come richiesto da Bitonci il giorno dopo il deludente risultato alle politiche. Ma superare le discussioni interne al partito per costruire un progetto politico. Questo l'obiettivo della Lega. Ma non c'è mai stata guerra, nei partiti è normale che ci sia un po' di dialettica, nel senso che ci si confronta e poi si trovano delle soluzioni, comunque niente di che. Già nelle prossime settimane, dopo l'insediamento di Roberto Maroni, cominceremo con delle uscite ufficiali e far vedere la forza del Nord che si ribella alla schiavitù di Roma, e Roma in questo momento sta letteralmente rapinando le nostre regioni. Gli obiettivi della Lega rimangono trattenere il 75% delle tasse dal Piemonte al Friuli e le elezioni comunali di fine maggio. A Treviso, per esempio, Gentilini potrebbe farsi da parte per favorire nella corsa al municipio l'imprenditore Massimo Zanetti per un'alleanza Lega-PDL. Non entro nel merito perché è una scelta che spetta a Treviso e quindi in un senso o nell'altro che decidano di allearsi, di non allearsi o con chi è una scelta loro. Le dinamiche di Treviso se le decidono ovviamente i leghisti di Treviso. Mentre Tosi ha un chiodo fisso, la Lega 2.0. Creare un modello di partito che parte dalla Lega e allarga il consenso sul modello della CSU bavarese, quindi un partito territoriale che rappresenti nel modo più ampio possibile il territorio. Vedremo se su questo il tempo e Maroni daranno ragione a Tosi. Macro regione a parte, inevitabile invece non parlare con il presidente del Veneto di quello che potrebbe succedere a Roma nei prossimi giorni. La risposta è quasi spiazzante. Penso che la piazza che si è tanto sollevata e che ha dato un grande risultato a Grillo dovrebbe fare in modo di chiedere a Grillo che vada a fare il Presidente del Consiglio.